Da Balla a Severini, da Carrà a Casorati fino a Burri, De Chirico, Fontana e Morandi. Sono oltre 50 le opere del Novecento italiano che dal 20 ottobre saranno esposte nella nuova ala del Museo Civico di Bassano del Grappa. Una selezione inedita e inusuale, quella ospitata dalla città vicentina, perché tutte le telesposte non provengono da altri musei, ma bensì da collezioni private. È una grande carrellata dal 1908 al 1978, quindi 70 anni di storia dell'Italia attraverso il collezionismo privato e gli artisti che lo hanno formato. Grande spazio sarà dedicato anche al collezionismo bassanese, che offre al pubblico 30 importanti lavori di grandi nomi del secolo passato. Per l'occasione queste opere saranno collocate nella sezione dedicata all'arte dell'Otto e Novecento del museo. È chiaro che cultura ed economia vanno a braccetto. Bassano negli anni, nel corso del secondo Novecento, si è molto sviluppato dal punto di vista economico. Evidentemente famiglie bassanesi che ne avevano la possibilità hanno però pensato bene di investire anche in cultura, in arte, ed ecco che a Bassano è presente un patrimonio artistico di primissimo livello. Novecento italiano, passione e collezionismo è una mostra che punta a conquistare buoni risultati in termini di pubblico. Nel mese che precede l'inaugurazione, inoltre, sono in programma diversi eventi preparatori per allargare ulteriormente l'interesse della cittadinanza. Tutto cominciamo con una introduzione al Novecento italiano con 4 lezioni che avranno luogo a partire da giovedì 20, tutti i giovedì fino alla settimana prima della mostra, in cui 4 studiose del Novecento italiano percorreranno tutto il Novecento in modo tale che chi vorrà anticipare i contenuti della mostra potrà farlo. Poi ci saranno concerti e lezioni sulla letteratura italiana del Novecento. I ristoratori e i confesercenti stanno organizzando cene e aperitivi per chi appunto vorrà unire al piacere della cultura anche a quella del gusto. La mostra terrà aperti i battenti fino al 20 gennaio del 2013.